Insieme a Pierluigi Bresciani, che cosa è mancato questa sera? Il gol, primo tempo penso che il Monza ha fatto 3 tiri, 3 gol, noi si è fatto 20 tiri e un gol. Questo è mancato tanto, poi c'è stato un po'. Dopo sai quando non entra il gol, pure lo facciamo, ci rannullano un gol regolarissimo, diventa difficile, l'ho rivisto anche adesso, ero sicuro che fosse regolare, ho visto che era regolare, diciamo che il Monza giocava bene, il Monza ha fatto la sua partita, però penso che il primo tempo noi abbiamo fatto una grande partita, tutto, abbiamo preso dei gol stupidi e ci è mancato poco. Poi forse l'errore mio, ho fatto delle scelte tattiche sbagliate, ho messo in difficoltà la squadra, perciò mi prendo la mia responsabilità, però se c'era una squadra che giocava hockey, forse Lodi giocava hockey, cercava costruendo davanti alla porta, poi Juan Velasquez bravissimo e niente, questo qui ci è mancato questo di buttarla dentro. Bravissimo Velasquez da una parte, ti chiedo invece quanto è mancato dall'altra parte il titolare Grimalt. Ma come ti dicevo, Grimalt è un giocatore fondamentale per questa squadra, è un campione del mondo, un vicecampione del mondo, è il leader, è il capitano, è il giocatore che ci aiuta tanto, però io penso che stasera il problema non è stato la difesa, è stato l'attacco che non abbiamo buttato dentro la palla quando abbiamo avuto le occasioni. Porchera ha fatto quello che doveva fare, sì, forse poteva fare qualcosina di più sui 2 gol, ma però noi potevamo veramente essere già in vantaggio, giocare bene perché secondo me avevamo fatto una bella partita, poi dopo quello che è successo si sa. Perfetto, la ringrazio.